Il collegato alla finanziaria è stato approvato ieri nella seduta all'Ars, dopo che la scorsa volta si era assistito a un rinvio alla Commissione Bilancio per ridiscuterlo, atto che celava il disaccordo nella maggioranza ad alcune norme, tra cui l'accorpamento CRIAS-IRCAC e lo scioglimento dell'ESA. Ieri tutto è andato per la via giusta, 33 sono stati i voti a favore, 27 contrari, anche se non sono mancate le critiche al provvedimento da parte del PD. Il capogruppo Lupo ha dichiarato che la fusione IRCAC-CRIAS è solo uno spot. Soddisfatto il presidente della regione Nello Musumeci, che nel suo messaggio parla anche che dopo il collegato si avvia il progetto di riforme da attuare all'Ars, così come promesso in campagna elettorale. Il Parlamento ha approvato le proposte che aveva avanzato il governo. Intanto siamo riusciti a creare l'IRCA, l'Istituto regionale per il credito agevolato alle imprese. Abbiamo proceduto alla fusione della CRIAS, che era la cassa per il credito agevolato agli artigiani, e l'IRCAC, che era l'istituto per il credito agevolato alle cooperative. Ma il nuovo istituto, che quindi serve a snellire questa foresta di enti, di istituzioni, di società abbastanza agile e snello, il nuovo istituto consentirà il credito agevolato anche ad altre imprese appartenenti ad altri settori produttivi. Un'altra importante legge votata stasera, una norma votata stasera, è quella che finalmente consente il potenziamento del corpo delle guardie forestali della Sicilia. Pensate che la pianta organica ne prevedeva ad origine 1200 di unità. A causa dei pensionamenti e avendo bloccato nel 2005 il turnover, oggi ci ritroviamo con circa 700 guardie forestali, molte delle quali per ragioni anche di età stanno negli uffici. Quindi nelle campagne, nei distaccamenti presenti in Sicilia c'è una gravissima carenza di uomini in divisa. Sbloccheremo il turnover. Nel bilancio 2019, che contiamo di poter presentare e approvare entro quest'anno, metteremo la somma necessaria e l'anno prossimo, ai primi del prossimo anno, saranno banditi i concorsi per mettere nuove energie all'interno del corpo forestale, e quindi nelle campagne potremo avere più uomini in divisa, quindi maggiore deterrenza verso il crimine, più presenza delle istituzioni, una maggiore e più incisiva lotta alla microcriminalità, ma anche all'abigeato, ma anche alle attività illecite tipiche delle aree rurali. E poi abbiamo stasera deliberato col Parlamento alcuni interventi nel campo della formazione e della pubblica istruzione, ed una norma importante che consente al governo della regione di esercitare una maggiore azione di controllo sulle società partecipate.